Dal 16 al 20 di maggio a Nuoro, in Sardegna, si terrà la sesta edizione della Conferenza internazionale di agroforestazione. Siamo in compagnia del dottor Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura, ente che fin dall'inizio ha dato vita a questa importante conferenza internazionale. Dottor Mezzalira, cos'è l'agroforestazione? L'agroforestazione semplicemente è mescolare all'interno di superfici agricole o pascoli degli alberi, quindi mettere insieme due livelli, il livello arboreo che di solito destiniamo alle foreste o alle piantagioni e il livello agricolo o dell'allevamento. L'importante è che queste due cose siano intimamente connesse tra di loro. Possiamo portare qualche esempio di agroforestazione qui nella nostra regione? Un esempio è quello che stiamo sviluppando nella nostra azienda agricola pilota dimostrativa Sasse e Rami di Ceregnano, un'azienda dove lungo le scoline, quindi lungo una tara presente all'interno degli appezzamenti, piantiamo dei filari di pioppo. In questo caso ci sono moltissime interazioni tra il filare di pioppo e le colture agricole che ricevono dei benefici ecologici, quale un leggero ombreggiamento, mentre il pioppo riceve molta luce perché non è dentro un pioppetto specializzato, riceve nutrimenti e acqua dal campo coltivato e quindi abbiamo delle interazioni positive di tipo ecologico che fanno sì che questi sistemi producano più che le due colture separate tra di loro. Quali saranno i temi oppure il filo conduttore della conferenza, della sesta conferenza internazionale di Nuoro? Questa conferenza accade in un momento drammatico, come tutti sappiamo, con la guerra in Ucraina, un momento in cui si è detto al mondo agricolo devi produrre di più, e questa parola produrre di più noi vorremmo aggiungere nella salvaguardia comunque degli impegni presi con le grandi strategie, farm to fork, clima, biodiversità. Ecco, l'agroforestazione ha questa peculiarità, mi permette di continuare a produrre nel mentre mi prendo cura anche dell'ambiente che mi sta attorno.